Bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È atteso per oggi il verdetto del ministro Speranza sui colori delle regioni dopo l'analisi della cabina di regia. Per il Friuli Venezia Giulia appare scontato l'arancione dopo la batosta del rosso scuro arrivata ieri dall'Europa. Oggi è un anno esatto da quando l'Italia ha iniziato a fare i conti direttamente con la pandemia. Il 29 gennaio 2020 furono ricoverati a Roma 2 turisti cinesi contagiati. Un mese dopo, il 29 febbraio, il primo caso accertato nella nostra regione. Manca solo l'ufficializzazione, ma ormai pare scontato che il Friuli Venezia Giulia sarà ancora per una settimana in zona arancione. Il verdetto del ministro Speranza, valido da domenica, arriverà in giornata. Non resta che attendere il monitoraggio della cabina di regia del 5 febbraio per il passaggio in giallo, che invece dovrebbe avvenire oggi per Veneto ed Emilia-Romagna, le due regioni che assieme alla nostra ieri erano state collocate in area rosso scuro dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, salvo un successivo ripensamento che ha lasciato nelle zone a maggiore rischio di contagio solo Friuli Venezia Giulia e provincia di Bolzano. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il quale ha chiesto un intervento urgente del governo. In Friuli Venezia Giulia l'indice RT è sceso a 0,68 rispetto a 0,88 della scorsa settimana. Diversi parametri sono in miglioramento, mentre restano sopra la soglia di criticità le occupazioni di terapie intensive e aree mediche da parte di pazienti Covid. E oggi è un anno esatto che il nostro paese fa i conti direttamente con la pandemia. Il 29 gennaio del 2020 venne ricoverata allo Spallanzani di Roma una coppia di turisti cinesi risultata positiva al Covid. Un mese dopo, il 29 febbraio, fu accertato il primo contagio in Friuli Venezia Giulia, a Gorizia. Sul fronte dei vaccini è attesa per oggi l'autorizzazione dell'EMA all'antidoto di AstraZeneca. Comprensibile, così il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi definisce la decisione dell'Europa di collocare il Friuli Venezia Giulia in area rosso scuro, un valore, dice, attribuito in maniera superficiale. Nell'intervista di Andrea Pierini fa anche il punto sull'andamento dei contagi in regione. Vicepresidente, oggi è la giornata dei colori, il Friuli Venezia Giulia verosimilmente resterà in arancione per questioni tecniche, ma la situazione sta migliorando nonostante l'Unione Europea ci abbia messo addirittura in rosso scuro. Questa cosa dell'Unione Europea sinceramente la trovo incomprensibile, perché se tu devi proteggerci rispetto a un andamento del contagio di persone che arrivano da aree dove c'è un presunto contagio alto, allora lì l'RT, che è veramente la capacità di contagio, la nostra regione non ha valori più alti della media delle regioni italiane, siamo ben oltre sotto l'1 e quindi io penso che questa sia una... sapete che non faccio mai polemica, ma non voglio farla neanche in questa occasione, ma secondo me questo è un valore attribuito in modo superficiale. Poi è anche abbastanza strano che dalla sera alla mattina, questo paese ci ha abituato a tutto, vai a dormire con 3 regioni che sono nel profondo rosso, ti svegli la mattina che ce n'è soltanto una, è una cosa abbastanza strana. Rispetto all'andamento del contagio sta fortunatamente sta flettendo lentamente e quindi è chiaro che noi dobbiamo avere tutte le precauzioni. Ora aspettiamo il giudizio degli indicatori definiti dal governo, se noi dovessimo guardare gli indicatori sui quali è stata costruita la valutazione nel corso del tempo, avendo questo RT a queste dimensioni, sicuramente saremo alla zona gialla. Probabilmente questo potrebbe essere un colore corretto nella misura in cui si deve tenere conto della pressione ospedaliera, che invece presenta dati oltre la soglia. Quindi fortunatamente flettiamo con una velocità limitata. E naturalmente oggi il grande problema è quello di liberare i nostri ospedali, quindi nel momento in cui però ci fosse la coerenza di questo andamento stiamo vedendo anche una riduzione sia delle aree mediche che delle terapie intensive. Naturalmente i percorsi sono lunghi, complicati e quindi noi dobbiamo continuare a lavorare innanzitutto per vaccinare le persone.
Siamo alla cronaca. Stroncato da un infarto il comandante della polizia locale di Sesto a Reghena, 59 anni. Carlo Orlando viveva da solo nella sua abitazione di Ramuscello. A dare l'allarme sono stati questa mattina intorno alle 9:30 i vicini di casa. Lo hanno visto attraverso la finestra, fermo immobile su una poltrona, hanno capito che stava male. Hanno sfondato una finestra con l'ascia per cercare di aiutarlo. In quel momento sono arrivati i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento che hanno avviato la rianimazione. Inutili purtroppo i soccorsi anche del personale sanitario. Sul posto i colleghi in lutto e i carabinieri di Cordovado, è giunto il medico legale per la constatazione del decesso. Un uomo di 60 anni che stava tagliando la legna nelle pertinenze della propria abitazione è rimasto ferito al torace dopo essere stato travolto da un grosso ramo. È successo questa mattina a Villanova di San Giorgio di Nogaro. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa e quelli dell'equipaggio dell'elisoccorso. Stabilizzato, è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sempre a San Giorgio ma nella zona di Via Piave, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio all'interno di un'azienda che produce pannelli in vetroresina. Il rogo non è esteso e riguarda scarti di produzione. Principio di intossicazione per madre e figlio a causa di un incendio divampato alle 4:15 di questa notte in via del Roncheto a Trieste. Ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco della sede centrale del capoluogo giuliano. In una casa singola si è sviluppato un rogo nel sottotetto. Le cause sono in corso di accertamento. Per precauzione, le due persone che abitano nella villetta, madre e figlio, sono state trasportate in ospedale per un principio di intossicazione. Udine divisa in due stamattina all'ora di punta per il malfunzionamento delle sbarre del passaggio a livello di via Don Bosco, rimaste bloccate. Gli studenti del Bearzi sono scesi dall'auto dei genitori e degli autobus e hanno attraversato a piedi i binari per arrivare a scuola in orario. Le sbarre del passaggio a livello restano a lungo abbassate dopo il transito del treno e Udine resta divisa in due per quasi mezz'ora. È successo questa mattina, con non pochi disagi data l'ora di punta, in via Don Giovanni Bosco di fronte all'Istituto Salesiano Bearzi. Erano le 7:45 quando da un lato e dall'altro dell'attraversamento ferroviario si sono create lunghe file di auto, comprese quelle di genitori che stavano accompagnando i figli a scuola. Al trascorrere dei minuti, avvicinandosi il suono della campanella, molti bambini e ragazzini sono scesi dalle auto e dagli autobus e hanno attraversato a piedi i binari per entrare in classe in orario. Il tutto sotto lo sguardo attento degli agenti della Polizia di Stato intervenuti a presidio del passaggio a livello e a garanzia della sicurezza delle persone. I poliziotti hanno poi iniziato a far defluire vetture ed autobus contromano a zig-zag per evitare le sbarre che sono rimaste abbassate per 25 minuti. Il traffico si è diretto verso Udine Est così da evitare l'imbottigliamento. Poi lentamente la situazione è tornata alla normalità. Da anni i residenti protestano contro i 5 attraversamenti ferroviari in città, per eliminare i quali si sono anche costituiti appositi comitati. Una bomba da mortaio risalente al secondo conflitto mondiale è stata trovata ieri pomeriggio da un cittadino mentre passeggiava lungo il letto del tagliamento in secca nella zona di Cimano, nel comune di San Daniele del Friuli. Durante la camminata l'uomo ha notato l'ordigno bellico e ha allertato immediatamente i carabinieri della stazione locale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area in attesa della bonifica. Artificieri dell'esercito. Furto in abitazione a Rive d'Arcano nella zona di Rodeano. Nel tardo pomeriggio di ieri nella zona di via Carni a fare la brutta sorpresa il proprietario dell'abitazione al rientro. Mentre i proprietari erano assenti, i ladri si sono introdotti nella casa mettendola a soqquadro, rovistando in tutte le stanze. Hanno rubato denaro in contanti per 300 euro che si trovavano all'interno di un portafoglio. Sono spariti poi monili in oro e bigiotteria. Il sopralluogo è stato eseguito dai carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli. Un furto in abitazione anche a Basigliano nel pomeriggio di ieri. I malviventi hanno agito in assenza dei proprietari dopo aver forzato una porta finestra che si trova sul retro della dimora. Hanno frugato dappertutto e hanno trovato un sacchetto contenente monili in oro. Compra online le borse per la sua motocicletta, versa 500 euro e viene truffato. Si tratta di un uomo di 38 anni di Campoformido, truffato da un giovane di 26 residente nel Catanese ed è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione. Aveva visto online una coppia di borse laterali per moto messe in vendita, ha contattato il numero trovato sulla piattaforma specializzata, ha pattuito al telefono una somma per l'acquisto. È stato però tratto in inganno dal Catanese che gli ha fatto versare sul conto corrente 500 euro senza poi inviargli nulla.
Nell'ambito dei servizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti-Covid, i militari della stazione dei Carabinieri di Buia ieri all'interno di un locale del paese sono stati trovati e controllati 3 clienti intenti a consumare. Nei confronti del locale è scattata la sanzione accessoria alla chiusura per 5 giorni, mentre uno degli avventori è stato sanzionato perché si trovava fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo. A Tricesimo saranno abbattuti 4 edifici per la riqualificazione di Piazza Verdi. Tricesimo è attraversata quotidianamente da almeno 450-500 mezzi pesanti. Il traffico si concentra in modo particolare nei tratti di strada in presenza di semafori. Per recuperare Piazza Verdi sarà realizzata una rotatoria. L'intervento richiederà l'abbattimento di 4 edifici. 4 immobili che insistono sulla piazza, che risalgono agli inizi del secolo passato e che l'amministrazione ha acquisito nel corso tra 2018 e 2019. Adesso si stanno predisponendo i progetti per l'abbattimento e la messa in sicurezza della strada durante l'abbattimento degli immobili stessi e c'è stata anche una prima stesura di un progetto di realizzazione di rotonda che va concertato e definito con la società Friuli Venezia Giulia Strade. Oggi come oggi questo semaforo di Piazza Verdi, proprio per la scarsa visibilità, funziona H24 ed è un po' una tragedia proprio anche per il transito di tanti tir che provengono anche dai paesi dell'est e che viaggiano soprattutto in ore notturne. Resta il nodo della piazza Boschetti, che è piazza Mazzini, dove purtroppo per il fatto che confluiscano 5 strade, 2 delle quali provinciali di grande rilievo, quella che proviene da Tarcento e quella che proviene da Colloredo, lì purtroppo la situazione è molto più difficile. Si tratterà di sincronizzare gli impianti semaforici in un certo modo, consentendo una velocizzazione anche lì del transito dei veicoli. L'ex ospedale psichiatrico di Udine è entrato ufficialmente a far parte del patrimonio di interesse culturale vigilato dalle Belle Arti. Le strutture dell'ex manicomio, inaugurato nel 1904 e oggi sede dei padiglioni del centro salute mentale e di altre realtà che operano nel sociale, sono entrate a far parte della lista dei beni tutelati in regione. L'inserimento di questi 7 beni è stato deciso dalla Commissione regionale del patrimonio culturale, che si è riunita il 26 gennaio presso il segretariato regionale MIBACT regionale a Palazzo Economo a Trieste. La Commissione ha espresso viva soddisfazione per aver portato a compimento la verifica dell'interesse culturale di questi beni particolarmente complessi, e il complesso ospedaliero di Udine è di particolare interesse per l'impianto urbanistico. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea alle 16:30, ritornerà il telegiornale in diretta. Buona giornata.